fatto. La denuncia arriva da Legambiente che segnala un progressivo calo di portata del corso d'acqua. Da qui la richiesta anche dell'apertura di un tavolo regionale per ripensare una agricoltura sostenibile. Antonello Profita e Claudio De Zan. Vediamo. Moria di pesce, alterazione dell'ecosistema. Nel luglio del 2015 avevamo raccolto lungo il Piave il grido di allarme che Legambiente levava, un allarme tutt'altro che rientrato perché la salute del fiume continua a preoccupare. Noi abbiamo un fiume che sta letteralmente morendo, addirittura un ramo del Piave, nella zona del Medio Piave, il cosiddetto ramo di Cimadolmo, è completamente senza acqua dall'inizio dell'anno. La fascia delle risorgive si sta spostando sempre più a sud, nel giro di 20 anni abbiamo perso chilometri di fascia e ci sono, soprattutto in sinistra Piave, ci sono dei torrenti di risorgiva una volta navigabili, parliamo di 30-40 anni fa, e ora completamente asciutti. La causa di tutto questo secondo voi? C'è un prelievo sicuramente sconsiderato per quel che riguarda l'irrigazione. Le conseguenze di questa situazione quali sono? Ci sono conseguenze di tipo economico assolutamente, perché noi abbiamo delle zone che non sono servite dall'irrigazione, che si trovano con una sterilizzazione, una desertificazione del proprio territorio. La soluzione quindi sarebbe un'agricoltura sostenibile? Non è possibile che continuiamo a mandare e a dare acqua a coltivazioni che sono estremamente idrovore. Il mais, ad esempio, che sorge, che viene coltivato nella zona di Paese, Vedelago, intorno alla Postumia Romana, e viene addirittura irrigato con le canalette, quindi con un dispendio di risorsa idrica incredibile. È una delle coltivazioni da eliminare assolutamente. Non è possibile che continuiamo così. Prima